Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati su Calcionapoli 24 TV. Parte una nuova edizione dello speciale Calciomercato, tutti gli ultimi aggiornamenti tra pochissimo sulle operazioni di mercato del Napoli, ovviamente a partire da Raspadori, la situazione Simeone, Petagna, il centrocampista con il passaggio ormai prossimo di Fabian al PSG, senza dimenticare la questione portieri in attesa dell'ufficializzazione di Salvatore Sirigu. Buonasera a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catapano, con me c'è come di consueto il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia. Vi ricordo che potete seguirci oltre che sul canale 79 del Digitale Terrestre, anche sui nostri canali social, Twitch ed in particolar modo anche quello di YouTube, al quale vi consiglio di iscrivervi per non perdervi tutti i nostri approfondimenti, le video news e ovviamente le nostre trasmissioni. Vi basterà appunto cliccare molto semplicemente su Calcio Napoli 24, su iscriviti al canale e riceverete ovviamente tutte le ultimissime. Buonasera anche alla chat appunto di YouTube, già siete in tantissimi che ci seguite, tra poco ragazzi andremo poi nel dettaglio ovviamente di tutte le ultime operazioni. C'è curiosità perché i giorni passano, si avvicina anche l'esordio in campionato lunedì contro il Verona al Bentegodi, attesa per l'ufficialità di Salvatore Sirico dopo le visite mediche, ma ci sono novità anche per quanto riguarda ovviamente i portieri, la situazione Alex Meret, ma voi lo so, volete partire da Giacomo Raspadori, da Jack, dall'attaccante del Sassuolo. Siamo in attesa di collegarci anche con Ciro Venerato di Rai Sport. Intanto vi riporto quelle che sono le ultime per quanto riguarda Raspadori, una sorta di ultimatum, quello del Napoli al Sassuolo in questo momento, che campeggia anche su calcionapoli24.it, le notizie che arrivano da Sky Sport, offerta del Napoli da 27-28 milioni più 5 di bonus per avvicinarsi insomma a quei 35 milioni che sono la via di mezzo rispetto ai 40 richiesti al Sassuolo, in questo momento però considerati davvero cifra fuori portata, quindi 27-28 milioni, 5 di bonus, la metà dei quali facili da raggiungere per Giacomo Jack Raspadori, quindi per un'operazione intorno ai 30 milioni, massimo 32 se si dovessero raggiungere tutti i bonus. Il calciatore continua a spingere anche tramite il suo entourage per vestire la maglia azzurra, ha parlato anche con Dionisi, ha espresso la volontà di venire al Napoli. Vedremo se ovviamente il Sassuolo darà il via libera questa sera. Altro contatto tra De Laurentiis e Carnevali per cercare di sbloccare questa situazione. C'è ancora ovviamente leggero ottimismo in casa partenopea. Perché? Perché c'è la volontà del calciatore, la volontà di Raspadori. L'abbiamo visto anche in Coppa Italia contro il Modena, una partita certamente non stellare quella di Raspadori, che ha anche sbagliato, ha concesso un gol al Modena con un appoggio sbagliato, quindi questo fa capire come il ragazzo ad oggi non sia effettivamente sereno e voglia appunto arrivare a Napoli. Napoli che con De Laurentiis proverà l'ulteriore affondo, una sorta di ultimatum in queste ore. C'è ovviamente, vi dicevo, cauto ottimismo affinché si possa finalmente sbloccare la situazione. Leggo qualche messaggio, poi tra poco parleremo anche del centrocampista, della situazione relativa a Fabian, del portiere, perché sono tantissimi gli aggiornamenti. Ovviamente ragazzi, in questo momento lo so che vi sta un po' indispettendo la situazione e la posizione del Sassuolo, però il Sassuolo, ripetiamolo, fa il suo gioco perché sa che il Napoli è su Raspadori. Il Napoli ad oggi non ha un piano B per quanto riguarda Raspadori, quindi il Sassuolo è forte economicamente, non ha bisogno di cedere, ha già venduto Scamacca per tanti soldi, 36 milioni più 6 di bonus per quanto riguarda appunto la cessione al West Ham, quindi è normale che il Sassuolo continui a sparare alto, ma il Sassuolo sa che il Napoli non arriverà a quei 40 milioni richiesti, tant'è che insomma De Laurentiis sta continuando a diciamo così cercare di trovare la quadra giusta per riuscire ad accontentare il Sassuolo. Ovviamente lo stesso Spalletti attende trepidante l'arrivo di Raspadori, anche perché con Raspadori si cambia modulo, si torna al 4-2-3-1. Francesco L che saluta, che saluto, scrive: Szoboszlai 25 milioni a Raspadori se lo mette in tasca. Con me sfondi una porta aperta, caro Francesco. Tra l'altro Szoboszlai sta giocando anche nel ruolo di sottopunta con il Lipsia, tant'è 25 milioni per me. Fossi io nel Napoli li investirei ad occhi chiusi per un giocatore come Szoboszlai. Io non credo che però la richiesta dell'Ipsia sia di 25 milioni, nonostante quello che si legge in giro, anzi dovrebbe essere molto più alta, almeno una decina di milioni in più.
Però sai come la penso, caro Francesco, è un giocatore Szoboszlai che francamente io prenderei subito al Napoli. Saluto anche Napoletano che scrive 40 milioni sono esagerati, che pagliacciata, effettivamente anche per me sono esagerati questi 40 milioni, tant'è che il Napoli non intende, caro Napoletano, spendere quella somma. Intanto stiamo avendo qualche problema, insomma, nel collegamento. Chiedo a Emanuele Bernardo, insomma, di continuare a provare. Noi nel frattempo continuiamo ad andare avanti. Emanuele De Gennaro ricorda come l'ingaggio di Szoboszlai sia effettivamente alto. Non so se 7 milioni e mezzo dovrebbero essere all'ordo, però, caro Emanuele, l'ingaggio di Szoboszlai. Questo vorrebbe dire che, insomma, se lo metti al netto dovrebbe essere circa la metà. Se consideri però che Szoboszlai viene dall'estero, il Napoli potrebbe anche eventualmente usufruire del decreto crescita per Szoboszlai, quindi si tratterebbe di un ingaggio magari intorno ai 3 milioni che effettivamente sarebbero nei parametri dei partenopei. Ad oggi però vi posso dire che Szoboszlai è un nome che si viene accostato tanto al Napoli, il Napoli non l'ha mai perso di mira, ma ad oggi risulta molto complicato che il Napoli vada a prendere un calciatore come Szoboszlai se dovesse arrivare appunto Raspadori. Il Napoli a centrocampo, qualora dovesse uscire Fabian, è in questo momento dirottato su altri profili. Si è parlato tanto di Ndombélé, ma vi possiamo dire che anche lì Ndombélé guadagna tanto, è stata più un'iniziativa del giocatore e dell'entourage contattare il Napoli. Ad oggi pista abbastanza fredda quella di Ndombélé. Il Napoli potrebbe sostituire poi Fabian con un giocatore con caratteristiche più simili ad Anghissà, in questo caso Ndombélé, però attenzione anche il nome a sorpresa, ovviamente dai costi più contenuti, proprio in stile Anghissà. Ndombélé a me piace molto, caro Francesco L, io francamente lo prenderei nell'alternanza a centrocampo, è un centrocampista che fa anche dell'inserimento una delle sue armi, prettamente, diciamo così, fisico-difensivo, ma molto abile anche palla al piede, e poi è abituato ai ritmi della Premier, l'abbiamo visto anche con Anghissà, questi calciatori abituati ai ritmi della Premier in Italia fanno la differenza, quindi io se ci fosse l'occasione francamente la andrei a cogliere senza assolutamente dubbio, però continuiamo a dire, oltre a dover trattare con il Tottenham e magari lo potrebbe liberare con un'operazione, diciamo così, con una sorta di prestito, magari con diritto di riscatto, il problema è relativo all'ingaggio del calciatore. Leggo qualche altro messaggio. Saluto Costa Baldi, buonasera Riccardo e chat dalla Germania. Mi sono appena collegato, ci sono novità sul Ciolito. Allora, ragazzi, arriviamo anche a Simeone e Petagna perché il Napoli ha trovato l'accordo per quanto riguarda la cessione di Petagna al Monza, ricordiamolo, prestito oneroso di 3 milioni con diritto, o meglio, con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza del Monza in Serie A per altri 10 milioni più altri 2 di bonus, quindi un totale di circa 15 milioni. Voi ci chiedete perché allora il Napoli non chiude ancora per Simeone? Perché c'è un problema nella formula con il Sassuolo, scusatemi, con il Verona. In questo momento non tanto sulle cifre quanto sulla questione del diritto ed obbligo di riscatto. Perché? Perché il Verona vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto all'interno del prestito oneroso, mentre il Napoli spinge per il diritto di riscatto per prendere appunto il ciolito Simeone. Per questo il Napoli e De Laurentiis non danno il via libera alla cessione di Petagna, perché fin quando il Verona non accetta il diritto di riscatto che vuole il Napoli, la situazione non si sblocca e quindi il Napoli non cede Petagna al Monza. Qual è il rischio in questo caso? Che il Monza non aspetti tantissimo, perché lo stesso Galliani vuole ovviamente completare la squadra, quindi ha dato al Napoli qualche giorno di tempo per trovare la quadra con il Verona, ma se non si sblocca la situazione, il Monza potrebbe anche dire addio alla pista Petagna e in tal senso il Napoli poi non potrebbe più andare sul solito Simeone e aumenterebbero anche le possibilità di permanenza di Andrea Petagna. Questo il problema relativo alla doppia operazione Napoli-Monza, Napoli-Verona per Petagna ed il Ciolito Simeone. Siamo però riusciti a ripristinare il collegamento e quindi io saluto Ciro Venerato di Rai Sport. Ciao Ciro, buonasera, come stai? Buonasera, buonasera, ho notizie importanti da darti perché ho proprio pochi secondi fa ho avuto nuove Sì, notizie da vai Ciro. Sassuolo sulla situazione Raspadori. Allora, ci sono due o tre cose importanti. La prima, domani Sì, mattina Pinamonti fa le visite mediche col Sassuolo. Accordo 20 milioni, pagabile in 4 anni.
non c'è nessuna recompra né diritto di rivendita da parte dell'Inter. Fanno sapere da Sassuolo che comunque questo affare non dà direttamente al Napoli la certezza di prendere Raspadori, perché Scamacca è andato via, c'è Alvarez che è un giovane, e quindi laddove rimanesse Raspadori non cambierebbe nulla nei progetti tecnico-economici del Sassuolo, nel senso che potrebbe tranquillamente rimanere Alvarez come riserva di Pinamonti e Raspadori giocare come giocava con Scamacca, non avendo più Scamacca ma Pinamonti. Questa è la premessa che faccio. È ovvio che un investimento di 20 milioni, avendo già preso Alvarez, ti fa capire che comunque loro stanno pensando sia al bello che al cattivo tempo. Certo. Il cattivo tempo se dovesse restare anche, ripeto, anche Raspadori. Il bello, se va via Raspadori, c'hanno invece Pinamonti e Alvarez. Questa è la prima cosa. La seconda è importante. Allora, oggi è stata una giornata interlocutoria, ci sono state forse delle telefonate dell'entourage al Napoli e al Sassuolo, ma oggi, rispetto a ieri sera, dove ci sono stati dei WhatsApp, durante la cena che Carnevale aveva con i dirigenti dell'Inter, oggi diciamo, le due società si sono parlate attraverso gli intermediari. Però diciamo dal pomeriggio ad adesso non ci sono stati più colloqui neanche con gli intermediari. La situazione è chiara. La novità è che il Napoli ieri notte, non avendo più né Petagna né un ass da proporre al Sassuolo, che li ha bocciati come abbiamo già raccontato, è arrivato a offrire 27 milioni più 6 di bonus. E il Sassuolo ha bocciato l'offerta perché ritiene la base fissa non importante, ma soprattutto non piacciono i bonus. Alcuni per Carnevali sono impossibili da raggiungere perché legati a troppe variabili, cioè insomma, al numero di gol per esempio forse eccessivo, quasi 20, per un attaccante che comunque 20 gol in Serie A non li ha ancora fatti, credo. Un bonus legato alla qualificazione in Champions, ma solo se ci sono 2 qualificazioni consecutive di Champions, quindi non solo quest'anno, anche il prossimo. Diciamo, quindi invece il Sassuolo sta ragionando in maniera diversa. La notizia è che Carnevali non chiede più 35 milioni più 5 di bonus, è sceso a 30 milioni di base fissa e a 5 milioni di bonus, ma la differenza è che lui vuole dei bonus diversi da quelli che propone il Napoli. Vuole bonus facili, legati ad una qualificazione semplice di Champions, legata a un solo campionato, non a 2, legata a un numero di gol ragionevoli, ma anche al numero di presenze, non solo i gol. Comunque, insomma, da quel che ho capito, bonus che il Sassuolo, a suo avviso, nell'arco poi del contratto del calciatore, che è di 5 anni, è convinto di riuscire a prendere, perché bene o male il Napoli in 4-5 anni di contratto di Raspadori, penso che qualche Champions la farà, no? Quindi, come dire, se tu ci auguriamo. quindi diciamo che insomma, tutto però no. E quindi diciamo loro con 5 milioni di bonus facili, diversi da quelli che propone il Napoli, e 30 milioni invece di cartellino fisso, darebbero via il giocatore. Quindi siamo passati. Ecco perché vi sto dicendo tutti i giorni che la trattativa non è semplice, però registra sempre piccoli passi avanti, perché come continuo a dire, ci sono ancora molte curve, però poi dopo arriverà il rettilineo, perché c'è la volontà del Sassuolo di dare Raspadori al Napoli, perché il ragazzo vuole assolutamente andare al Napoli, e da parte del Napoli la volontà di prendere un giocatore che rimpiazzi Ciro Mertens e che dia un po' di gioia ai tifosi. Quindi quando c'è questa volontà, poi alla fine si scalano anche le montagne. Quindi la situazione ad oggi è questa: il Napoli è arrivato a 27 più 6 di bonus, però molti sono difficili e quindi il Sassuolo non li considera semplici da raggiungere.
il Sassuolo a sua volta ha capito che a 35 milioni più 5 di bonus non avrebbe mai chiuso la Raspadori, perché il Napoli, e l'ho più volte ribadito, ha sempre detto di no. Sono 4 giorni che il Napoli dice di no a questa offerta. Oggi, evidentemente fatto anche Pinamonti e sborsando 20 milioni, evidentemente il Sassuolo insomma, ha capito che tirare troppo la corda poi non conveniva ed è arrivato a 30 milioni di base fissa più 5 di bonus. Però ripeto, i bonus non sottovalutiamoli, perché sono 5 milioni che di fatto il Sassuolo in un modo o nell'altro in questi anni vuole prendere, e quindi sono bonus facili da raggiungere per il Sassuolo, secondo il Sassuolo, quindi costerebbe di fatto 35 milioni, 30 più 5. Però mi sembra che rispetto a 7 giorni fa, quando si parlava di 25 a 40, oggi praticamente abbiamo 3 milioni di differenza tra la base fissa, il Napoli 27, loro 30, e la differenza economica non c'è sui bonus, 5, 6 ne offre il Napoli, 5 li chiede il Sassuolo. La differenza è nella qualità del bonus, che per il Napoli sono difficili, perché sono legati a tante variabili, compreso, ripeto, un numero di gol importante, 2 qualificazioni consecutive, non scatta il bonus alla prima qualificazione, ma scatta alla seconda consecutiva, insomma, mentre invece per il Sassuolo vuole inserire 5 bonus facili. Sì, quindi si continuerà a trattare, però con molta franchezza, alla luce anche di quello che vi ho appena raccontato e saputo io, ma questo lo dico da sempre, da quando il ragazzo, cioè il mio pessimismo era legato al fatto che all'inizio che Sassuolo non voleva dargli il giocatore perché non lo riteneva indispensabile, avendo già venduto Scamacca, giusto? Però quando il ragazzo tramite Tinti e Montipò è uscito e è sceso in campo, prima parlando del ragazzo con l'allenatore, poi gli agenti con Carnevale, e poi a sua volta il ragazzo nei giorni scorsi con Carnevale, a quel punto ho capito che l'operazione è nelle corde del Napoli, ma ovviamente ci vuole tempo, perché non parliamo di buscolini ma di soldi. Però, ripeto, Certo. l'apertura del Sassuolo a 30 più 5 di bonus mi sembra significativa. Perfetto, E Ciro. A questa è la questo punto notizia ti della serata, chiedo e ti intanto. chiedono anche, sì, assolutamente sì, è la notizia della serata e tra poco troverete anche su Questa è la calcionapoli24.it. notizia del Si è un po' giorno. capovolto il mondo, adesso vado insomma su un'altra trattativa. Prima era Petagna che bloccava Simeone, adesso è Simeone che blocca Petagna, o meglio il Napoli e il Verona che discutono sulla tipologia dell'affare. Quali sono le ultime in tal senso? Mi segui tutti i giorni, ci sentiamo, insomma ho avuto anche il piacere di fare molte dirette con te in quest'ultimo mese. Io, rispetto a tutti gli altri che davano per scontate cose che scontate non erano, io ho sempre detto Sì, che il problema era legato al fatto che il Napoli lo volesse prendere in diritto e non in obbligo, anche se esatto. tutto il mondo scriveva dell'obbligo. Stamattina mi sono svegliato e ho visto che tutto il mondo ha capito che invece aveva ragione il sottoscritto, e cioè che il Napoli lo voleva prendere col diritto. È ovvio che questa è una situazione che va chiarita, magari attraverso una mediazione legata ad un obbligo condizionato dal numero di presenze, di gol, di obiettivi del Napoli, ne stanno ragionando. Sta di fatto che non appena il Napoli insomma sbloccherà Simeone farà partire Petagna. Petagna era atteso domani a Monza e invece non ci va. Poi anche col Monza stanno definendo alcune cose, perché poi vi dico anche che Certo. sulle cifre ci siamo col Monza, però bisogna stabilire le rate del pagamento, la qualità dei bonus, e vi dimenticate un piccolo particolare, le commissioni da riconoscere al procuratore. Chi le paga? Le paghi tu, le pago io, facciamo 50 e 50, 60 e 40, cioè ci sono tutte tante piccole, l'operazione di fatto è stata modellata e si farà ovviamente, no? Si farà, però va modellata. E poi non è da stupidi dire che magari il Napoli in questo momento non sta pigiando sull'acceleratore per chiudere sta cosa, perché magari vuole prima avere conferma che a Verona insomma si sblocca Simeone. Però ripeto, il Napoli in questo momento continua a parlare di diritto, il Verona magari pur di accontentare il giocatore magari potrebbe proporre un obbligo
condizionato a determinate condizioni, a determinati fattori, scusate, cioè legati al numero di presenze, al numero di gol, magari alla qualificazione in Champions, non lo so, e quindi a condizioni comunque non impossibili, perché ovvio che è vero non tutto l'interesse a far sì che il giocatore sia riscattato. Questa è un po' la situazione oggi. Ciro, a questo punto ti chiedo anche, ci chiedono, ovviamente sono molto curiosi, Sì. questione portieri, se ci sono degli aggiornamenti e No, ovviamente oggi calma cessione piena. Fabian PSG ed eventuale sostituto. Oggi i portieri è ancora lunga, sia per Kepa Mm. soprattutto che per Navas. Mi dicono solo che è più difficile, tra i difficili, oggi è più difficile Navas che Kepa, fermo restando che sono difficili Ok. entrambi. Ma diciamo la terminologia usata è il meno impossibile, ma questo vale lo spazio di un mattino. Di sicuro passi avanti su Navas, come leggo e sento, non ci sono stati e non ci sono neanche passi avanti con Kepa, anche se in questo momento credo che il Napoli, avendo poi preso anche Sirico e tutto, si stia concentrando proprio su Raspadori, Simeone e Petagna nell'immediato. Cioè il Napoli credo che questa settimana voglia chiudere queste tre pratiche e poi la settimana prossima deve iniziare a dedicarsi in maniera costruttiva al portiere. Credo che sia un po' questa la deadline del Napoli. Per quanto riguarda Sul Ruiz, centrocampista invece, sì. sì, no, su Ruiz si discute, anche questa è una strada ormai che presenta ancora qualche piccola curva, ma anche in questo caso ci sarà un rettilineo, nel senso che Fabian Ruiz andrà a Paris Saint-Germain, anche in questo caso in maniera capovolta però, nel senso che non c'è Raspadori ma c'è Ruiz, così come Raspadori ha raggiunto un accordo col Napoli e chiede al Sassuolo di liberarlo, così Ruiz ha raggiunto un accordo importante per la sua vita, per la sua carriera con Paris Saint-Germain e il Napoli sa che deve liberarlo per non perderlo il prossimo anno a parametro zero. E quindi il Paris Saint-Germain traccheggia sperando di risparmiare qualcosa, il Napoli traccheggia sperando invece di guadagnarci qualcosa, però entrambi sanno che devono farlo. Quindi il Napoli sa che 30 milioni non li avrà mai per un giocatore che si svincola per un anno, quindi punta a 25. E il Paris Saint-Germain spera magari di risparmiare ancora qualcosina, magari arrivando a 25, magari con l'inserimento di qualche bonus, e quindi non so, 20 più 5, 21 più 4, 22 più 3, 23 più 2, questo non lo so, però mi arriva questo. Però mi dicono ci vorrà un po' di tempo, ma la sistemeremo, quindi anche questa, non so se è un'operazione che possa finire questa settimana o forse possa essere rimandata alla prossima, ma ripeto, c'è la massima apertura. Per quanto riguarda Dombele, è un nome che piace a Spalletti, ma ad oggi il Napoli non ha ancora affondato né col Tottenham né con la gente. Se ne parla, assolutamente, se ne parla in casa Napoli, ma se ne parla nel senso che sarà fatta una valutazione, è un giocatore che potrebbe anche interessare, ma dipende da tanti fattori, a partire dalle spese che Napoli dovrà fare per Simeone, per Raspadori e sul portiere. Vedere quanto resta in cassa e capire fino a che punto il Tottenham ti dà una mano, nel senso se te lo dai in prestito secco stile Anguissà, perché mi sembra improbabile che Napoli possa fare un'operazione a titolo definitivo o comunque con l'obbligo del prestito al Tottenham. Mentre invece mi sembra di capire che sullo stipendio Napoli ci può lavorare perché non è impossibile, è una cifra importante ma non è impossibile. Magari potrebbe esserci un prestito biennale per dare tutti i ricordi di crescita, per dirti, vediamo, non lo so, Certo. dipende dalla situazione contrattuale di Dombele, non so se è in scadenza o meno, quindi se è in scadenza per fare questa operazione dovrebbe prolungare col Tottenham, questo non ricordo bene, non ho visto Transfermarkt, quindi non so come è messo, però diciamo so che comunque se ne parla. Contratto lungo, 2025, quindi insomma ci Quindi può sarebbero fare il anche biennale, gli quindi può spazi. farlo il Sì, si biennale, può può fare il farlo il biennale. biennale, però diciamo, al momento ripeto, non è stato impiantato nulla, però se tu mi dici si parla di Dombele, sì, se ne parla, ed è un giocatore che piace, però mi dicono lo stiamo valutando anche insieme ad altri profili, nel caso, perché cambiando modulo magari potrebbe anche
potrebbe anche non servire, però è un giocatore sicuramente invece, l'ho sempre detto, che per quanto riguarda l'ungherese Zosolbai dell'Ipsia, è un giocatore che non rientra nei parametri economici, stimatissimo, ma il Napoli dal primo Sì. momento sapeva che era un'operazione impossibile, perché il Napoli, dovendo fare degli investimenti su Raspadori, non poteva prendere un altro giocatore a cifra importante a titolo definitivo. Ecco perché non è stato mai inserito nei radar, perché era un'operazione impossibile. Sì. Per Barak invece credo ci sia un discorso tecnico che in questo momento lo vede, rispetto al passato, lo vede diciamo che forse Barak, credo, era visto più come vice Zelinski, cioè per Esatto. caratteristiche, mentre invece per Ruiz non viene visto come un'alternativa a Ruiz, e quindi non mi risulta che ci sia proprio calma piatta, se non addirittura un addio ufficiale a Barak da parte del Napoli. Perfetto, Ciro, sei stato come sempre puntualissimo, ovviamente tutta quella che è la panoramica delle ultime trattative in casa Saluto Napoli, che ricordando ovviamente però che della proseguiranno notizia della perché, serata, certo, che questa è la notizia della serata, certo, cioè che Carnevali ha aperto al Napoli ad una cifra diversa dai 35 più 5 di fino a stamattina, ma aprendo a 30 milioni più 5 di bonus, però 5 milioni di bonus facili, non difficili, quindi diversi dai bonus che propone il Napoli, sono diversi. Si chiamano bonus, ma quelle che propone il Sassuolo sono proprio assolutamente diverse da quelle che propone il Napoli. notizia che già campeggia tra l'altro in home page su calcionapoli24.it. Io ringrazio ed abbraccio virtualmente Ciro Venerato per essere stato anche questa sera con noi. Grazie mille, Ciro. Buonasera. Ringraziamo Ciro Venerato, insomma, che ci ha portato questo aggiornamento per quanto riguarda la questione Raspadori, apertura del Sassuolo che rivede verso il basso quelle che erano le richieste iniziali, seppur ancora non c'è accordo sui bonus. Insomma, trattativa che continua ad andare avanti e speriamo che a breve possa esserci la svolta in tal senso. Insomma, le parti si avvicinano passo dopo passo, ancora però non c'è la fumata bianca. Abbiamo ancora 2 o 3 minuti prima di concludere la nostra diretta. Leggo qualche messaggio. Allora, Sal, se smetti di pungolare, io li leggo anche i tuoi messaggi, però evita di pungolare ogni volta. Vuoi sapere se mi abbono? Io sì, mi vorrei assolutamente abbonare. Sono stato abbonato tanti anni in Curva B, mi auguro di poterlo fare nuovamente, però sai che con il mio lavoro molto spesso si va in tribuna stampa, quindi per seguire le partite. Se sono contento o no, perché il Napoli ancora non è completo, è una squadra incompleta e c'era bisogno di muoversi assolutamente prima. Se mi chiedi poi se vado in ferie, sì, fortunatamente tra un po' andrò anche io in ferie a godervi un pochino di meritato riposo, così come il nostro Emanuele Bernardo, prima o poi insomma dovrà andare in ferie anche lui. Francesco L, quest'anno la Champions non la raggiungiamo. Sulla carta in questo momento ti do ragione, caro Francesco. E poi vediamo quello che dirà ovviamente il campo con il mercato ancora aperto. Se il Napoli dovesse riuscire a prendere Raspadori, Simeone, Keylor Navas e Ndombele a centrocampo, ti dico che in realtà, insomma, qualitativamente la rosa sarebbe davvero, davvero valida. E poi sarà il campo, sarà Spalletti a decidere quale sarà il destino del Napoli. Ad oggi, se dobbiamo fare le famose griglie che a me non piacciono perché lasciano il tempo che trovano, perché tra l'altro il mercato è ancora aperto, ti dico che il Napoli si parte dietro le prime quattro, su questo sono d'accordo. Mi auguro di essere assolutamente poi smentito al campo. Anche l'anno scorso, ragazzi, io ho sempre sostenuto che il Napoli non avrebbe potuto lottare per lo scudetto. L'anno scorso, fino a 5 giornate alla fine, il Napoli è stato in corsa per lo scudetto, quindi davvero mai dire mai. Saluto e ringrazio Ferdinando per i complimenti, saluto anche Luigi Vitelli, Maurizio Galardo, Azzurro P Champions che insomma ci segue, è tornato a seguirci con continuità e ne sono davvero molto felice. Massimo Nocerino, prenderei Szoboszlai, lo prenderei anche io, caro Massimo, l'avrei preso già 3-4 anni fa, però in questo momento davvero è complicato che il Napoli vada su un giocatore come Szoboszlai, anche perché nel centrocampo a 2 non lo vedo tantissimo Szoboszlai, è più un esterno che però può fungere anche da trequartista. Diciamo che se prendi Raspadori, secondo me, abbandoni la pista
la pista Szoboszlai. Poi se mi chiedi tra Szoboszlai e 25, diciamo a parità di prezzo, mettiamola così, intorno ai 30 milioni, chi prenderesti? Lo sapete, io ho un debole per questo ragazzo ungherese e mi piacerebbe davvero tantissimo vederlo in maglia partenopea. Leggiamo qualche altro messaggio. Allora, il carro funebre però non confondiamo, di quale carro funebre ragazzi, e poi magari lunedì il Napoli va a Verona, vince, gioca bene, e siamo tutti felici, ovviamente consapevoli che se anche il Napoli vince a Verona lunedì lo fa bene, c'è bisogno di rinforzi di prima mano qui in maglia azzurra. Grazie mille per il vostro duro lavoro, Nicolò Agnone. Rigiro tutti i complimenti, ovviamente anche alla redazione di calcionapoli24.it, a Pasquale Cacciola, tra l'altro all'ufficio stampa, e a Emanuele Bernardo, che è davvero il fuoriclasse di Calcio Napoli 24 TV. Siamo arrivati invece in conclusione, sono le 20:30, siamo arrivati in conclusione il nostro speciale calciomercato. Trovate però tutti gli aggiornamenti, come dicevo, su calcionapoli24.it, perché sarà una lunga serata e tra poco arriveranno ulteriori notizie, ulteriori dettagli, ulteriori aggiornamenti, quindi restate sintonizzati non solo su Calcionapoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, ma anche su calcionapoli24.it. E per vedere e rivedere le nostre trasmissioni, quelle dei giorni prossimi, ma anche tanti altri video news esclusive, interviste, basta che voi semplicemente cliccate sul nostro canale YouTube di Calcio Napoli 24 e vi iscrivete molto facilmente, così da poter rivedere e vedere tanto altro in due semplici clic. Noi siamo giunti invece in conclusione della, stavo dicendo rassegna stampa, che in realtà torna domani a partire dalle 9, dalle 9:30 dello speciale calciomercato. Io vi ringrazio tutti perché siete tantissimi che ci state seguendo e scrivendo, e davvero se potessi vi ringrazierei uno per uno, ci provo a farlo quanto più possibile. Domani però rassegna stampa, il filo diretto con il sottoscritto domani e con Emanuele Bernardo a non perdere, poi la sera lo speciale calciomercato, insomma tutta la programmazione che ormai conoscete a memoria. Grazie, grazie, grazie mille Emanuele Bernardo in cabina di regia, un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi auguro una buona serata ed un buon proseguimento sui canali di Calcio Napoli 24. A domani.